In questo video vi parlerò di dieta, integratori alimentari e fibrillazione atriale. In questo video abbiamo visto come una dieta sana ed equilibrata riduce il rischio di malattie cardiovascolari in generale e anche il rischio di aritmie, in particolare della fibrillazione atriale. Abbiamo visto come la dieta che ha mostrato i migliori risultati è la dieta mediterranea ipocalorica, che è quella che dovrebbe essere eseguita giornalmente. Inoltre abbiamo visto come nessun integratore alimentare al momento ha dimostrato di ridurre il rischio di incidenza della fibrillazione atriale, dunque al momento non può essere consigliato nessun integratore per ridurre questo rischio.